colpo di testa alto. Battuta in avanti, poi cerca la giocata senza successo Capitan Mercurio per l'ATF. Ora D'Aleo, forse anche trattenuto, si continua a giocare, partita molto maschia in questa fase. Lancio lungo operato da Gagliardo, in avanti per D'Aleo che sembra scatenato. D'Aleo fermato per un attimo da Sutera, poi torna sul pallone l'autore del gol del pareggio su calcio di rigore. Pallone al centro, allontanato in qualche modo dalla difesa dell'ATF, poi anche il colpo di testa da parte di Aiello. Prova ad insistere l'Accademia, ma c'è il passaggio sbagliato. Altro fallo laterale evitato qui dall'ATF che vuole giocare subito il pallone in avanti verso Fauci, fermato però. La sfera ce l'ha ancora la squadra in divisa bianca, qui col cambio di gioco alla ricerca di Cutugno. Cutugno col dribbling, prova ad andare. Cutugno è praticamente sul fondo, uno sguardo in mezzo, arrivano i compagni, pallone che arriva al centro con la girata tentata da Bosco, palla alta. Si può partire con il rinvio da parte di ricevuto. Il colpo di testa è andato a vuoto in realtà Mercurio, poi Vitellaro, forse con la gamba alta, si continua a giocare ancora il 5 che la gioca in avanti per Cutugno, sterzata del 7 che passa dal centro, non ci sono però compagni pronti a ricevere la sua giocata, allora a buon gioco la difesa dell'Accademia Trapani che poi sparacchia via il pallone e allora Gutta Dauro. Aiello in avanti, cerca la giocata a Rimini a sinistra e ce la fa. Allunga la falcata, serie di stop and go da parte del numero 11 che poi viene fermato dall'intervento di Bruno. Vitellaro per Mercurio. Mercurio in avanti, Fauci prova a fare da sponda, viene fermato dall'altro numero 9 in campo, ovvero sia Sansone, che prova anche ad imbastire la ripartenza. Buona la giocata qui di Sansone che allarga sulla sinistra per il solito D'Aleo che continua a correre sulla sinistra. D'Aleo circondato a maglie bianche, va comunque da solo. D'Aleo con la conclusione che si perde però fuori. Sono questi break da parte di D'Aleo che la formazione di Mister Abisso sembra soffrire particolarmente. C'è la battuta da parte di Mercurio, può controllare Bosco che però non riesce inizialmente nella giocata, poi si riappropria del pallone il numero 10 dell'ATF che va verticale da Cutugno, l'intervento
a chiudere tutto da parte di Militello, sarà rimessa in zona d'attacco per la squadra in divisa bianca. Qui perde forse qualche metro per la battuta del fallo laterale Sutera, poi in avanti, colpo di testa a mettere fuori da parte di Trombino, poi allontana Daleo dalle parti di Marrone che prova a controllare, Marrone da solo lo ferma Vitellaro, poi colpo di testa in avanti di Rustico, quello in break in corsa da parte di Aiello, poi ancora si lotta, serie di tocchi, poi c'è il fallo commesso da Novara ai danni di Rimini. È arrivato in ritardo il numero 10 in maglia nero-verde. Allora, calcio di punizione quando siamo allo scadere del primo quarto d'ora di gioco qui al Francolo Monaco di Palermo. C'è la punizione per la TF, fischia l'arbitro, la palla scodellata in mezzo, diventa quasi un tiro e bravo ricevuto a farsi trovare pronto il tentativo di Lo Cicero. Pressa alto la TF, riesce però l'Accademia a liberarsi della sfera da una zona critica, poi Daleo prova l'ennesimo contro uno, questa volta Cutugno legge bene, intercetta, Mercurio, Bosco col tacco cerca la giocata su Rimini che in qualche modo ritrova il pallone, poi il servizio per la corsa di Aiello che può sgroppare a sinistra, Aiello col cross allontanato da Trombino, poi palla spazzata via ancora dalla difesa trapanese, allora sarà ancora fallo laterale per la TF davanti alla panchina di Mister Cortis. Palla già rimessa in gioco, poi Lo Cicero, Mercurio indietro per Sutera che prova a prendere campo, palla lanciata verso l'area di rigore, interviene la difesa con Militello, poi ancora TF in possesso, TF che sta provando a gestire il pallone nella metà campo avversaria alla ricerca del varco giusto, ancora Militello che allontana, sponda ottima qui da parte di Marrone per Daleo, ancora il 7 che riceve, spalle alla porta nuovamente per Daleo, Gagliardo indietro per Militello, ricomincia il giro dalla difesa da Trombino, Gagliardo, Rustico può gestire, poi con il lancio in avanti che non trova compagni pronti alla ricezione, e allora riparte con Guttadauro e con Vitellaro l'ATF, adesso TF si è messa definitivamente a 4 con Sutere e Aiello sui lati della linea. Qui la giocata col recupero di Bosco, forse un tocco col braccio, l'arbitro non l'ha ritenuto volontario, comunque punibile di fischio. Mercurio, palla in verticale, capisce tutto in anticipo Militello, poi non controlla bene Novara, anzi Sansone, allora palla recuperata dall'ATF, altro lancio sulla destra, ancora Militello a chiudere, sempre puntuale nelle sue chiusure il numero 3 in maglia nero-verde, concede solo fallo laterale. Battuta lunga, c'è un fischio in favore di Fauci. Allora punizione per l'ATF, una zona molto pericolosa, anche perché da lì si può anche pensare ad una conclusione. Sulla palla si è portato il numero 11 Rimini, quando ci avviciniamo anche alla metà della prima frazione. 19esimo minuto in corso, 2 uomini in barriera per ricevuto, che naturalmente vuole vederla partire e soprattutto arrivare. Fischia l'arbitro,
La rincorsa di Rimini che cerca il secondo palo, colpo di tacco addirittura da parte di Bosco. Qui gran giocata che forse meritava anche maggior fortuna da parte del numero 10, che comunque in queste prime partite stagionali ci ha anche abituato a giocate di qualità. Tanto pronto alla battuta del rinvio ricevuto e scivola. Palla che arriva comunque dalle parti di Sansone, poi da Leo, ennesimo 1 contro 1 del suo inizio di partita. Poi cerca di tenere palla contro Sutera. Scarico su Gagliardo che alza la testa e lancia. Lancio che risulta però corto e facilmente raggiungibile da Aiello. Rimini verticale a cercare Bosco, chiude con abbondante anticipo Rustico, il quale però mette solamente in fallo laterale. Metà del primo tempo se n'è andata, sempre 1-1. In virtù dei gol segnati praticamente nei primi 7 minuti e mezzo di partita, col colpo di testa di Vitellaro su calcio d'angolo al 4° minuto, il calcio di rigore conquistato e trasformato da Daleo al 7°. Va detto che al di là di queste occasioni non ci sono state grosse situazioni pericolose da una parte e dall'altra. Giusto un minuto e mezzo fa il colpo di tacco volante da calcio di punizione di Bosco. Intanto rimessa TF col colpo di testa, la palla poi messa fuori, prova ad arrivare nuovamente su Tera che la gioca dall'altra parte del campo. Conclusione di Rimini che sorvola la traversa, altro tentativo di pregevole fattura dell'ATF. E qui anche il pubblico di fede, oserei dire, dell'ATF che prova a spingere, vedendo che comunque le palle gol stanno cominciando ad arrivare, ed è sicuramente un buon segno per la squadra di Mister Abisso. Ricordiamo le importanti novità in termini di programma, soprattutto per quanto riguarda le gare del settore giovanile Athletic Club Palermo ETF, in virtù dell'anticipo della partita di campionato di Serie D tra Athletic Club Palermo e San Cataldese, mentre intanto attacca a sinistra con Rimini, la ATF si va quasi a rifugiare sulla bandierina per guadagnarsi il calcio d'angolo, e vediamo se sarà ancora una volta propizia questa giocata da fermo per la formazione in tenuta bianca. Ancora con Rimini alla battuta. La palla che spiove, questa volta colpisce in pieno un albero che non fa parte del gioco e che tra l'altro è anche indicatore del fatto che la sfera è uscita dal terreno di gioco, quindi a prescindere non era valida la giocata di Cristian Rimini, già autore di un assist. La battuta del rinvio questa volta non affidata al ricevuto, forse lo scivolone di prima lo ha fatto desistere. Qui intanto recupera per un attimo palla con Novara il gruppo di Mister Cortis. Cutugno con la giocata prova a stringere ancora il campo e viene fermato. Allora Sansone col lancio lungo alla ricerca di Daleo che è più veloce. Daleo arriva in aria, Daleo lo ferma Vitellaro che mette il piede, stoppa il tiro e palla in angolo. Primo corner per l'Accademia. Battuta che verrà affidata a Dario Gagliardo, il capitano.
La battuta di Gagliardo, primo palo, c'è il velo di Daleo che non può arrivare, poi contatto secondo me qui cercato dal giocatore dell'Accademia e prova a ripartire Rimini che accelera, è più veloce rispetto a Pecorella che lo trattiene, direttore di gara che lascia correre, poi lancio di Rimini che arriva direttamente dalle parti di ricevuto. Riprende l'Accademia con la gestione del pallone, lancio in avanti, fuori gioco di Marrone. Tanto direttore di gara che almeno per il momento sta scontentando entrambi i mister, sia Bisso sia Cortis chiamano il fischietto di questa partita ad una maggiore attenzione. Qui intanto la palla riconquistata da Militello, che poi guadagna anche il calcio di punizione per fallo di Cutugno. La battuta ancora da parte di Gagliardo, spazza Militello, colpo di testa, poi Cutugno a duellare con Militello, arriva per primo sul pallone il numero 7 di casa, poi Militello recupera. Partita fin qui solida da parte del terzino sinistro dell'Accademia, poi perde palla Gagliardo, non avvertito dai compagni alla presenza di un avversario alle spalle, non arriva Fauci, allora controlla e spazza Trombino, colpo di testa da parte di Aiello, dalle parti però di Bruno che allontana a sua volta, poi Guttadauro riesce a trovare compagni, nello specifico ancora una volta Rimini, molto coinvolto nella partita del numero 11, qui la giocata ancora da parte di Aiello che tiene la palla in campo, gliela mette fuori Gagliardo e allora è rimessa per l'ATF davanti alla panchina di Mister Cortis. 14 minuti allo scadere del primo tempo, più eventuale recupero, non ci sono state grosse interruzioni, a dire la verità, soltanto dopo la concessione del calcio di rigore qualche secondo dedicato alle proteste dei ragazzi dell'ATF che qui non riescono a gestire il pallone con Sutera. In realtà sono stato tratto in inganno perché i genitori col megafono sono quelli dell'Accademia, dei ragazzi dell'Accademia. L'ho capito adesso perché è stato chiamato a gran voce Militello. Daleo in mezzo a tre, cerca la giocata, non la trova. E allora Rimini, da un 11 all'altro, un'altra palla persa anche di qua. Sansone, verticale, intercettata, per riconquista l'ATF, che prova a ripartire, ma Rimini non arriva sul pallone, anticipato da Bruno. Colpo di testa di Vitellaro. Poi Aiello direttamente in fallo laterale. Rimessa Accademia. Contatto e calcio di punizione. Fallo di Guttadauro, troppo irruento. Il numero 6 dell'ATF. E dunque c'è la punizione. La battuta di questa punizione direttamente dalle parti di Pizzo. Ha già rimesso in gioco il pallone per i compagni della difesa. È venuto incontro lo Cicero. Poi Bosco, verticale dalle parti di Cutugno, che però non arriva.
Palla sempre dalle parti di Daleo che prova a farsi spazio, poi Militello fermato da Cutugno, poi ancora si lotta e alla fine risolve Vitellaro. Colpo di testa tentato da Fauci, sovrastato però da Trombino che gliela mette in fallo laterale. Chiama subito il pallone il direttore di gara, forse un po' troppa fretta secondo me. Rimessa col pallone allontanato in malo modo in realtà da Rustico, pallone che poi spazzato via da Trombino, palleggia a Marrone, rovescia in avanti Vitellaro a cercare compagni, altro colpo di testa questa volta preciso da parte di Rustico, ma ancora TF che padroneggia nella metà campo trapanese. Adesso giro palla un po' più blando da parte della squadra di Abisso. Vitellaro, Fauci col controllo in qualche modo, anche aiutato dal petto. Sutera qui esagera tentando un dribbling in precario equilibrio e palla che si perde in fallo laterale per una rimessa che verrà battuta dall'Accademia, nello specifico da Simone Trombino. Trova la gittata lunga, colpo di testa di Vitellaro che sovrasta Marrone. Bosco attende il momento dei compagni, poi prova a passare, non ce la fa, intervento di Gagliardo che vuole il fallo laterale, non lo ottiene secondo il giudizio arbitrale. Allora Sutera con le mani, scavalcato Fauci, colpo di testa ancora di Trombino, poi Marrone lotta e riconquista la palla. Daleo, altra giocata individuale, poi cerca di appoggiarsi e sbaglia, e allora Mercurio dall'altra parte rimontato da Daleo. E Gagliardo prova a passare, in mezzo a due, gli porta via la palla Fauci che adesso alza la testa. Bosco, controllo non semplice, in mezzo a tre, viene fermato. Poi sbaglia anche Gagliardo, ritrova per un attimo la palla Mercurio, infine Marrone. Ma Mercurio lotta e se la riprende. L'avanzata da parte di Aiello, il tocco per Bosco sulla tre quarti, fermato per un attimo Bosco da Rustico, poi ancora Bosco che la tiene, alla fine l'arbitro fischia. Calcio di punizione per la trattenuta reiterata da parte del numero 6 in maglia nero-verde. Allora occhio a questa opportunità, minuto 32 in corso. Occhio al calcio di punizione sulla palla, sempre lo Cicero, come nelle altre punizioni battute dalla squadra in maglia bianca. 4 in barriera per l'Accademia, fischia l'arbitro, parte lo Cicero che colpisce proprio il muro in pieno. Arriva Mercurio in anticipo, Fauci, Cutugno, testa alta, prova a dribblare, vince il rimpallo, per la palla arriva a Mercurio, zona tiro per lui, la palla viene respinta dalla difesa dell'Accademia, poi arriva dalle retrovie Aiello con il cross, Fauci anticipato, attacco ancora vivo però per l'ATF, lo Cicero, scarico un po' pigro a dire la verità su Rimini e palla persa, poi Rimini prova a tornare ma non riesce a intervenire sull'avanzata da parte di Sansone, rientra però molto bene e mette in fallo laterale Cutugno sull'avanzata del solito Daleo. Chiede di rispettare il punto preciso della battuta e la rimessa laterale il direttore di gara. Colpo di testa a mettere fuori da parte di Lo Cicero, poi ancora Trombino con la palla che rimane al limite dell'area, Lo Cicero la riconquista, poi Vitellaro in qualche modo su Cutugno che si orienta sempre verso la metà campo avversaria. Qui forse la palla era uscita. Sutera resiste alla carica di Marrone, riesce a scaricare indietro su Vitellaro che se la alza e spazza. Fauci contro Trombino, questa volta la meglio il 9, può controllare Bosco che cerca di far correre Rimini all'1 contro 1 con Bruno, Rimini prova a accelerare, Bruno vuole avere l'ultima parola e gliela mette in angolo.
a 6 minuti più eventuale recupero, mentre c'è anche un bel cenno d'intesa a palla lontana tra Trombino e Bosco, evidentemente protagonisti di uno scontro sfuggito anche a chi vi sta raccontando la partita. Nel caso calcio d'angolo per la TF, quasi tutta l'accademia all'interno della sua area di rigore, il solo Marrone a presidiare la zona centrale del campo. La battuta di Rimini, colpo di testa a mettere fuori da parte di Trombino, poi Mercurio controlla, può calciare, lo fa, viene fermato, allora prova a ripartire da Leo, attenzione alla ripartenza da parte dell'Accademia con la velocità del suo numero 11 che prova ad allungare la falcata, serve Marrone, triangolo che si chiude, da Leo controlla, da Leo con la palla sul sinistro, forse si defila troppo, sì, perché aiuta Buttadauro nella chiusura, qui ha cincischiato troppo da Leo, un giocatore che per quello che si è visto in questi primi 35 minuti fa della decisione, una delle sue armi migliori. Questa volta è stato poco deciso perché non ha calciato, si è fatto rimontare da Guttadauro che ha approfittato appunto della lentezza del suo avversario per riprendersi la palla. Qui erroraccio di Vitellaro, il primo della partita. Sansone sbaglia anche lui. E allora TF col pallone tra i piedi, Aiello per Rimini che sta correndo a tutto campo per cercare di essere protagonista in questa partita. Palla in verticale, intercettata da Bruno, sarà comunque rimessa in zona d'attacco per la squadra di Abisso. La rimessa per Tommaso Aiello, palla in area, interviene Trombino, poi il colpo di tacco da parte di Marrone, cerca di tenere il pallone in campo e ci riesce Pecorella, ma adesso la palla ce l'ha la TF con il capitano Mercurio, lancio intercettato da Daleo che allunga il piedone e poi riceve, cerca di scodellare ma sbaglia, recupera Mercurio, Lo Cicero, Fauci, spalle alla porta, scarica su Bosco, triangolo che non si chiude però ancora per l'intervento di Trombino, nuovamente però Bosco sulla palla, Bosco cerca la giocata, poi ferma tutto Rustico ma ancora TF in possesso, Aiello vede il varco per via centrale, Aiello calcia col destro, viene respinto, prova a ripartire adesso la TF con, scusate, l'Accademia con Sansone che prova ancora ad armare la corsa di Daleo. Daleo accelera, prova ad andare in uno contro tutti, il numero 11. Sempre Daleo, sterzata verso il centro, lo chiude però Cutugno. E qui si lamenta anche Daleo perché non ha avuto, a suo dire, il supporto giusto per potersi anche aiutare con i compagni. Fauci cerca la giocata, alla fine l'arbitro fischia in favore di Fauci con la palla che stava anche per arrivare dalle nostre parti. Per noi niente. A me, per dire solo questo, c'è stato un rigore anche a favore vostro. Ma sì, un rigore se c'è. Fate il fallo. Dai, fate giocare. C'è la punizione, io sinceramente non condivido molto quello che ha detto il direttore di gara. Il fatto che l'Accademia sia stata destinataria di un rigore non vuol dire che sia stata beneficiata di chissà quale bonus. Alla fine se c'è il rigore va fischiato. Intanto attenzione a Rimini, palla messa in mezzo, allontana Trombino, il quale sta mettendo pezzi ovunque nella difesa trapanese. Quando siamo entrati, stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di questo primo tempo di prevalenza TF per quanto riguarda il gioco espresso, anche le occasioni costruite. L'Accademia che si sta riversando più dalle parti di Daleo per cercare di costruire qualcosa, intanto TF che guadagna un altro calcio d'angolo. Ricordo ancora una volta questa partita, anche le altre partite previste da calendario per quanto riguarda il settore giovanile Athletic Club Palermo e TF, anticipate o comunque spostate per garantire la disponibilità dello stadio, il velodromo Polo Borsellino per la gara tra Athletic e San Cataldese del campionato di Serie D, eccezionalmente anticipata al sabato.
Intanto occhio all'angolo per la TF con la battuta verso il cuore dell'area, qui a vuoto! L'uscita di ricevuto, arriva allo Cicero a fare 2-1 a 1 minuto dalla fine, possiamo dirlo, vantaggio meritato per la TF. Vantaggio meritato per la squadra di Abisso, che dunque si avvia a chiudere avanti il primo tempo con un altro errore della difesa, mentre protestano, e credo sia stato anche un cartellino. Io stavo seguendo con le inquadrature l'esultanza di Lo Cicero, credo che sia stata un'ammonizione. Qui posso dire l'uscita a vuoto di ricevuto, ancora una volta non perfetto, per usare un eufemismo, sugli interventi aerei, come abbiamo visto anche in occasione del gol segnato da Vitellaro al 4° minuto. È rimasto nella terra di nessuno Vitellaro, ancora molto il secondo palo, come ha fatto Lo Cicero 1 minuto fa, a battere il portiere avversario e a sbloccare il risultato mentre scadono i 40. Vediamo per quanto ancora si giocherà. Mentre palleggia Trombino. Pallone giocato in avanti, prova a tenerlo senza successo Pecorella. Ma Accademia che ritrova la palla con Gagliardo, lancio lungo, interviene su terra in anticipo. Cutugno prova a passare, lo ferma però Sansone e palla poi sbagliata. Il direttore di gara che guarda l'orologio e pone fine al primo tempo che si chiude dunque sul parziale di TF2 Accademia Trapani 1, vantaggio della formazione di casa, mentre intanto c'è un po' di scaramucce anche tra giocatori dell'Accademia. Dicevo, vantaggio firmato da Vitellaro, pareggio di Daleo su calcio di rigore e poi sorpasso firmato ancora su calcio d'angolo da Lo Cicero. Andiamo in break con le immagini dai campi targati sportivi e poi torniamo qui a Franco Lo Monaco per il secondo tempo. Siamo qui con mister Mignone dopo l'ottima vittoria del Castellammare sul CUS per 3-0. Mister, innanzitutto complimenti, oggi la squadra ha girato davvero bene, è stata in controllo della gara fin dal primo momento, nonostante ci siano stati durante la partita diversi momenti nei quali era complicatissimo giocare per via delle condizioni del tempo. Sì, grazie. Infatti so che gli altri 2 anticipi del nostro girone sono stati sospesi, era oggi veramente complicato, però abbiamo chiesto all'arbitro che ci ha detto di giocare compatibilmente con la situazione contingente, abbiamo cercato di farlo meglio possibile e chiaramente il gol di Musso dopo 1 minuto ha reso le cose un po' più facili, perché questa partita nascondeva molte insidie. Siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla al primo tentativo e da lì la squadra si è sciolta, perché veniamo da un momento un po' complicato nelle ultime 5 partite, la seconda vittoria, però bene, sono contento, bella reazione. È una gara che toglie un po' le castagne al fuoco dal punto di vista della classifica, 3 punti importanti, anche perché, come ha detto lei, sono arrivati in un momento complicato non solo dal punto di vista dei risultati, dei punteggi, ma anche per le diverse assenze. Oggi non c'era Messina, molti erano acciaccati, però anche chi è entrato alla panchina ha risposto presente. Sì, non siamo nelle condizioni ottimali, in questo momento stiamo facendo di necessità virtù per quanto riguarda la rosa, che è un pochettino corta, però non cerchiamo alibi, come ho detto ai ragazzi prima della partita, non cerchiamo alibi, non cerchiamo scuse, andiamo in campo e giochiamo al meglio delle nostre possibilità. Oggi lo abbiamo fatto bene e lo faremo bene anche in futuro. Credo che la classifica va guardata nel suo complesso e bisogna considerare che nelle ultime 5 abbiamo incontrato Licata e Marsala, non eravamo dei fenomeni quando abbiamo cominciato il campionato, non siamo diventati dei brocchi adesso, ci giocheremo le partite con tutti, con le nostre forze. Mister Angelo Tomasello, 2 partite contro il Licata, in entrambe le volte si può riassumere con a voi applausi, a loro i punti.
Eh sì, come dire, la forza di queste squadre è questo, diciamo, saper sfruttare le occasioni che hanno. Chiaramente io oggi posso solamente essere orgoglioso della gara dei miei ragazzi. È stata anche una settimana particolare in cui abbiamo perso anche un giocatore per noi molto importante, Kevin Girgenti, quindi siamo in un momento, diciamo, di mercato un po' particolare, ci stiamo riorganizzando dal punto di vista proprio offensivo, però i ragazzi hanno fatto una partita gagliarda. Peccato per l'episodio, soprattutto del primo gol, lo voglio rivedere perché, diciamo, chiaramente queste disattenzioni poi si pagano contro queste grandi squadre, però nonostante questo i ragazzi hanno saputo tener botta, abbiamo pareggiato e abbiamo tenuto bene. Peccato poi alla fine subire il gol, però ripartiamo con la convinzione di aver fatto anche oggi un buon lavoro. Chiaramente non portiamo a casa punti, però pensiamo alla prossima. Ecco, sono partite che danno, appunto, come dicevi tu, consapevolezza, anche perché comunque una squadra che comunque avrà una veste ancora diversa nelle prossime partite, che comunque nonostante le difficoltà se l'è giocata ad armi pari per gran parte della gara contro un avversario che sulla carta è considerato quasi imbattibile. Sì, grazie per questa considerazione. Devo dire che i ragazzi hanno saputo tenere botta, hanno saputo, come dire, difendersi nel momento in cui c'era da farlo, hanno saputo palleggiare, provare a fare la partita quando c'è stato permesso di farlo, e quindi sicuramente questo è un elemento che mi lascia ben sperare per il percorso che dobbiamo portare avanti da qua alla fine della stagione. Ecco, io ho una domanda un po' maliziosa adesso, considerando come si muove e come si evolve sempre la classifica, e considerando che ancora ci sono 13 partite da giocare, la guardi la classifica, la guardi la possibilità che anche i playoff non sono così lontani? Ma guarda, sinceramente, sarò sincero, non la guardo tanto la classifica perché noi dobbiamo fare un percorso che ci deve portare a quello che è l'obiettivo stagionale. Non sarà semplice, non è semplice perché le squadre sono tutte attrezzate, anche chi in questo momento è dietro di noi, quindi qua c'è un campionato in cui ogni gara ci sono punti da poter prendere, quindi noi dobbiamo pensare solamente partita dopo partita con l'obiettivo di raggiungere il nostro obiettivo, che quest'anno rispetto agli anni precedenti non si potrà raggiungere velocemente per via della nuova regola, come sappiamo, per cui non dobbiamo fare calcolo, non dobbiamo ragionare guardando troppo avanti, ma pensare solo alla partita successiva. Mister Lillo Bonfatto, altra partita tesissima col Bagheria, forse anche memoria di quello che è successo all'andata, altra partita molto bella tra due squadre, vittoria pesantissima, vittoria importantissima. Allora, noi intanto sapevamo di affrontare una squadra che secondo me, come ho detto nell'anteprima, è una squadra che gioca bene a calcio, ha tanta qualità, soprattutto in questo campo, un campo largo, profondo e soprattutto come terreno di gioco veloce, poteva metterci in difficoltà, e così a tratti è stato. Però devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto bene il campo, sono stati un'altra squadra quando prende il pareggio in quel modo, dopo aver sbagliato tanto il primo tempo, perché abbiamo preso poi 2 traverse, qualche gol abbiamo sbagliato, si può disunire. Invece devo essere onesto e devo fare complimenti a questi ragazzi che hanno cercato in tutti i modi di portare a casa la vittoria, e così è stato. Poi il calcio è anche divertente, si diverte anche a creare trame interessanti. Il Camarat che vi ha inflitto la prima sconfitta stagionale in campionato, e anche la squadra che ferma il Marsala e vi fa allungare in classifica. Sì, abbiamo visto che il Marsala ha perso, allunghiamo, però ripeto, già le avevamo 9 punti di vantaggio qualche settimana fa, poi hanno recuperato, sono stati bravi loro, forse siamo stati meno bravi noi, però ora adesso dobbiamo cercare di continuare quello che stiamo facendo, forse non basta, dobbiamo fare sempre di più, e già domenica abbiamo una partita molto complicata contro un Musilmeri che è una squadra forte, organizzata, e quindi sicuramente sarà una partita difficile, però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene in tutta questa settimana e partire con la mentalità giusta, perché la nostra mentalità deve essere sempre quella di cercare di ottenere sempre il massimo, e voglio fare un appello, abbiamo bisogno pure dell'aiuto del nostro pubblico. Ecco, ti interrogo su qualche individuo, non mi soffermo sui vecchi perché ormai è storia nota, si parla di loro da anni, mi soffermo sui giovani, in particolare altra grande prova di Greco in mezzo al campo, ma anche bell'impatto di Bennici, perché è entrato nell'azione del gol e poi anche nel finale ha preso qualche fallo, è stato importante. Assolutamente, diciamo che Bennici si sta allenando da poco con noi, il ragazzo ogni giorno che passa cresce,
ovviamente è merito suo ma anche merito dei ragazzi, dei grandi che lo aiutano in tutto e per tutto, e quindi pian piano si sta creando il suo orticello, perché quando è chiamato in causa fa sempre la sua onesta partita. A me non piace parlare di singoli, però Greco sappiamo è uno di quantità, è uno che non si sacrifica tanto. Sappiamo che siamo un gruppo forte, oggi mancava qualche giocatore importante, però il gruppo è sano, il gruppo è unito, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e quindi dobbiamo cercare di continuare su questo passo e non possiamo decelerare. Con mister Cammarata, dopo l'importantissima vittoria del Camarat in casa contro il Marsala, mister, innanzitutto complimenti, questi vengono davvero al cuore, perché oggi la squadra ha messo grinta, ha messo determinazione, ha messo letteralmente tutto in campo per portare a casa 3 punti che alla fine sono meritati. Sì, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione sotto l'aspetto agonistico, del cuore. Giocavamo contro una grande squadra, una squadra veramente costruita bene, che fa un buon calcio, però i miei ragazzi hanno dato tutto e a parte guarda, i primi 15 minuti dove siamo andati un po' in difficoltà, poi è stata una partita equilibrata dove diciamo che abbiamo fatto una grande partita. 7 giorni fa, se si ricorda, avevo detto che dopo quelle vittorie a Licata e a San Vito la stagione sembrava fosse cambiata. Erano arrivati 6 punti importanti e bisognava confermare con un'ottima prestazione contro il Marsala, a prescindere dal risultato. È arrivata la prestazione, è arrivato il risultato, adesso dove può arrivare veramente questo Camarat? Ma guarda, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni partita per noi deve essere importante e poi alla fine faremo i conti. Noi dobbiamo allenarci giorno per giorno sempre per migliorarci e per avere i nostri obiettivi personali, per fare un gran campionato, ma senza l'allenamento quotidiano non si va da nessuna parte. Ultima piccola domanda dal punto di vista più tattico. Oggi abbiamo visto una squadra mutaforme, a volte difendeva a 4, la maggior parte delle volte invece gli esterni facevano un lavoro importante, Spinelli da una parte, Cacchioro dall'altra. Questi giocatori che sanno interpretare più ruoli, che sanno dare il volto che vuole in base al momento della partita, questi possono fare la differenza. Sì, perché ormai il calcio di oggi non è più posizionale, ma in base ai movimenti della squadra che fai puoi diventare a 4, puoi costruire a 3, puoi costruire a 5, dipende come ti muovi e gli altri si devono muovere di conseguenza. Ho fortunatamente una squadra che ha voglia di migliorarsi giorno per giorno e questo mi semplifica le cose. Siamo qui con il direttore generale del Camarat, Gioacchino Privitera. Direttore, innanzitutto complimenti, è arrivata la 3ª vittoria consecutiva e il calendario non vi aveva messo contro squadre facili, Licata, San Vito, ora Marsala. Queste gare, queste settimane hanno fatto vedere il reale valore di questo Camarat. Beh, l'avevo detto nell'intervista passata a San Vito Lo Capo. Il valore di questa squadra è alto, i ragazzi si stanno davvero impegnando tanto, abbiamo raccolto il massimo di 3 sfide impossibili, diciamo, sulla carta, però siamo molto contenti e fiduciosi perché dopo un girone di andata un po' problematico. Tutto pronto per la ripresa del gioco qui al Francolo Monaco di Palermo, secondo tempo che sta per iniziare tra TF e Accademia Trapani, con il direttore di gara che sta settando il cronometro e poi darà il via nuovamente alle ostilità. Come vedete in sua impressione il risultato di 2-1 per la squadra palermitana, per la squadra di casa, dopo i primi 40 minuti in virtù del gol dell'iniziale vantaggio firmato da Vitellaro al 4° minuto, poi al 7° minuto il pareggio su calcio di rigore conquistato e poi trasformato da Leo. Infine al 39°, proprio poco prima del termine della frazione, il gol che sta per il momento bloccando il risultato sul 2-1 con Lo Cicero. Sempre sui sviluppi di palla in attiva, un primo tempo che, va detto, ha visto una prevalenza sul piano del gioco e sul piano delle occasioni create per la squadra di mister Abisso, chiamata a reagire anche con quell'elettricità che si è vista nel finale anche tra compagni di squadra. Chiamata a reagire invece la formazione di mister Cortis. C'è stato un cambio nel corso dell'intervallo, dunque dopo la fine del primo tempo, con l'uscita dal terreno di gioco di Novara e l'ingresso al suo posto con la maglia numero 15, ovviamente per l'Accademia Trapani, di Fabrizio Malato.
Sì, numero 15 De Gregorio, mi sono fatto trarre in inganno dalla numerazione della distinta, malato al numero 16. Allora a breve anche la lettura delle formazioni che stanno disputando il secondo tempo. Intanto cerca la giocata proprio da Leo, che allunga la falcata contro Cutugno. Alla fine alla meglio il numero 7 in maglia bianca, che conquista anche calcio di punizione. Formazione TF con in portapizzo linea difensiva con a destra Sutera, a sinistra c'è Aiello, i centrali Vitellaro e Guttadauro, in mezzo al campo Vitellaro e Mercurio a fare, diciamo, da schermi, da equilibratori. Sulla tre quarti c'è Bosco, a sinistra c'è Rimini, a destra l'appena menzionato Cutugno, punta centrale e Fauci. Risponde l'Accademia, che qui adesso deve gestire il tentativo di ripartenza e va a riconquistare il pallone. In porta c'è ricevuto, linea difensiva con a destra Bruno, a sinistra Militello, i centrali sono Trombino e Rustico. Davanti la difesa gioca il capitano Gagliardo, supportato in questa fase proprio dal numero 15 De Gregorio e dal numero 8 Pecorella, mentre intanto attenzione alla giocata sulla sinistra, come di consueto di Daleo che mette in mezzo pallone allontanato. Daleo a comporre un tridente un po' cangiante con Marrone e Sansone, le panchine con mister Abisso che ha tutti i cambi a disposizione, quindi il secondo portiere Casamento, poi in ordine numerico Spina, Sabella, Mantioni, Sorci, Abate, Tinnirello. Dall'altra parte ha già usato un cambio, come ho appena detto, mister Cortis, che ha a disposizione Kadrawi, Kulkasi e Malato. Fatto parecchio traffico qui al Franco Lomanoco di Palermo oggi, perché si è svolta di buon mattino, come sempre accade sotto la guida di mister Marco Vittorietti, la rifinitura della Parmoval, che ricordo domani sarà impegnata sul campo proprio dell'Accademia Trapani, al Roberto Sorrentino della città trapanese. A breve si svolgerà anche l'allenamento del CUS Palermo, che ricordo giocherà domani eccezionalmente qui al Franco Lomonaco contro l'Unitas Sciacca. Entrambe le partite valide per la 18ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Tanto un po' di scaramucce a palla lontana con Rimini e, se ho visto bene, con Rustico. Direttore di gara che prova a sedare gli animi. Poi la battuta della rimessa con Aiello allontana la difesa dell'Accademia, prova a correre dall'altra parte Marrone, chiuso da Vitellaro, che vuole metterla in fallo laterale anche per fare riposizionare i compagni. E qui l'erroraccio nella rimessa. Qui errore nella rimessa, secondo me anche il direttore di gara ha spiegato male il motivo del cambio ai giocatori in campo, ma intanto attenzione a Daleo che ha riconquistato il pallone, prova a sprintare sulla sinistra il numero 11 dell'Accademia, che entra nuovamente in area, viene forse trattenuto, l'arbitro fischia punizione dal limite. Punizione dal limite per l'Accademia. Qui Daleo furbescamente ha cercato di fermarsi solo dopo aver varcato la linea dell'area di rigore. Allora calcio di punizione. Calcio di punizione, c'è Gagliardo sul punto di battuta, fischia l'arbitro, Gagliardo sorvola la barriera, ma sorvola anche la traversa. Allora si può ripartire dal fondo.
con la TF che gioca corto, poi Aiello lancia dove c'è l'intervento di Bruno. Sansone l'ha scaricata su De Gregorio, però non è riuscito a trovare la sfera. Accademia che però dopo il rinvio della difesa della TF riconquista. Sbaglia però, o meglio, c'è rilancio da parte di Marrone, di Rustico anzi, con la chiusura. Spazza via la minaccia su Tera, poi la sponda di Fauci a cercare la corsa di Cutugno che è più veloce, salta l'avversario, Cutugno non salta il secondo, che è il puntualissimo Trombino, rimessa in zona attacco per l'ATF. C'è calcio d'angolo per l'ATF. La battuta Rimini come di consueto. La battuta corta, poi la palla messa in mezzo, diventa un tiro! E la rete del 3-1 dell'ATF e arriva la marcatura personale per Rimini che dopo i 2 assist trova il tris per la sua squadra. Vuole sentire il pubblico presente al Francolò Monaco. 3-1 per la squadra in maglia bianca che sta piazzando un grande colpo finora, considerando la classifica che vede l'Accademia a ridosso della vetta. Ma per quello che si sta vedendo sembrano quasi ribaltati gli ordini di classifica. Mentre il gioco deve riprendere, ma prima c'è un cambio. Con l'uscita dal campo di Sutera, l'ingresso di Matteo Spina. E allora si riprende con l'ATF che per la prima volta all'inizio della partita ha 2 gol di vantaggio. E Accademia che adesso deve ritrovarsi, perché comunque la partita è ancora lunga, ci sono più di 30 minuti da giocare, ma al momento il vantaggio nervoso e fisico della partita sembra tutto per la squadra di Abisso, che continua a spingere proprio con il nuovo entrato Spina, per palla messa in fallo laterale da Militello. Dai, andiamo sta destra, oh! La rimessa. Quella palla che scorre per vie centrali. C'è la giocata tentata da Rimini, assoluto protagonista di questa mattinata. C'è la rimessa con il controllo e il rilancio da parte di Rustico, palla che spiove in 3 a saltare. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Aiello, in ogni caso allontana la difesa dell'Accademia. Pallone è ancora lanciato, poi arriva Militello in anticipo su Spina. Mercurio con il rilancio, poi spirgola malamente Bruno. La rimessa già battuta,
Sbaglia qui uno dei primi errori della partita di Bosco, poi sarà fallo laterale probabilmente per l'ATF, la fa scorrere Guttadauro. La rimessa già battuta dalle parti del portiere Pizzo, che a dire la verità non è stato particolarmente protagonista di questa partita, ma questa conferma anche della bontà della prestazione corale dell'ATF, che di fatto non ha fatto correre rischi al proprio portiere. Qui però attenzione al tentativo di Daleo, palla che si impegna. Si riparte con un nuovo pallone, che è ciò che serve all'Accademia per riprendere l'azione. Gianluca, Ale, lì in mezzo corriamo di più, siamo fermi, oh! Riprende il gioco. Qui pallone lanciato in avanti. Poi l'anticipo da parte di Rustico, che prova a lanciare subito in avanti. Colpo di testa di Cutugno, che sta dando anche una bella mano alla squadra anche in fase di copertura. Poi Spina cerca di liberarsi della palla, alla fine riconquista l'Accademia con Marrone. Palla in avanti per la corsa di Daleo, che non può arrivare. Siamo lì, alza sempre Simone! Ci sarà un cambio per l'Accademia con l'uscita dal campo di Pecorella, chiamata a gran voce dal suo allenatore Cortis. Al suo posto maglia numero 14, Dario Culcasi. Dai Dario! Dai! Dai subito Culcasi! Diamole, vai Culcasi, dai! Subito a palleggiare dalle retrovie l'ATF, 54esimo in corso, quindi 26 più recupero. Quindi ancora quasi mezz'ora, direi, per le speranze di una rimonta per l'Accademia, che secondo me più che da una riscossa dei neroverdi, secondo me passa più da un abbassamento della tensione da parte dell'ATF. Abbassamento della tensione che negli ultimi minuti c'è stato comunque, perché ha inevitabilmente fatto scendere i giri del motore la squadra di Abisso, che qui si difende. La battuta intanto lunga con l'ATF che ha riconquistato il rinvio dal fondo. Bosco riesce ad anticipare, poi fallo e cartellino giallo per Rustico. Battuta la punizione verso Fauci che prova a scodellare in avanti dove c'è il solito Rimini fermato però dall'intervento di Bruno, fallo laterale TF. Qui intanto c'è un cartellino giallo, penso per perdita di tempo.
Poi si parte con la rimessa battuta verso l'area di rigore allontanata, poi Fauci, poi Bosco, la gira, Rimini, calcio d'angolo per l'ATF. Intanto l'ammonizione dovrebbe aver riguardato lo Cicero. C'è l'angolo di Rimini, spiove nel mucchio, qui non la riesce a girare verso la porta Aiello. Alla fine la palla se la ritrova tra le mani il ricevuto, che rilancia ancora non benissimo. Alla fine riconquista la ATF. Rimini alza la testa, vede la corsa di Bosco che si inserisce con i tempi giusti. Bosco fermato, sarà rinviato al fondo, ultimo tocco è il suo. Allora si va a incaricare del rinvio proprio Rustico. Intanto qualche problema sui rilanci per ricevuto. Tanto il cross di Rimini, colpo di testa all'indietro, il ricevuto arriva. Va subito a rilanciare il portiere dell'Accademia. Lotta Marrone con Vitellaro, poi una mezza spintarella che per poco non disorienta tutti e due i difensori centrali dell'ATF. Alla fine sulla palla prova ad arrivare Spina, poi Mercurio in avanti, Bosco col tacco a farla proseguire per Rimini, non vuole perdere tempo, non vuole rischiare Bruno, fallo laterale. La battuta con le mani da parte di Aiello, poi pallone che arriva dalle parti di Bosco. Bosco cerca spazio per la giocata, viene fermato, poi colpo di testa in uscita da parte di Trombino che gioca in avanti, ma Accademia che non riesce ad imbastire. Qui però ha spazio per ripartire con Marrone. Marrone tra le linee chiude Aiello. Poi il rilancio di Cuttadauro dalle parti di Bosco che arriva prima, anche con più energia degli avversari. Bosco allarga con qualità per Spina, sovrappone a tutto gas su terra, palla in verticale, bravissimo Trombino qui, grande chiusura da parte del numero 5, uno dei migliori in casa Accademia, nonostante sia un difensore, nonostante la sua squadra abbia preso 3 gol. Questo comunque indica la prestazione della squadra di Cortis. Qui intanto attenzione alla gran palla per Rimini, Rimini incrocia, in realtà cerca il primo palo, palla che esce, occasione per il Poker TF. Quasi all'ora di gioco, 59esimo che è terminato proprio sull'occasione per Rimini. Direttore di gara che fischia, pensavo per qualcosa di importante, invece per fare riprendere il gioco. Qui non rinvia bene neanche Rustico, a dire la verità, la palla la ritrova la TF, tra l'altro non è approfittato Mercurio di questa cosa, perché praticamente dopo il rilancio Trombino teneva, anzi Rustico teneva tutti in gioco. Qui Marrone non riesce a rifornire i compagni che sembrano anche un po' fermi. Qui però Gagliardo a recuperare un buon pallone. Scade adesso l'ora di gioco, sempre 3-1 TF, 20 più recupero alla fine. Lo scambio qui che non si chiude con Daleo che viene anticipato da un'altra ottima chiusura di Cuttadauro. Qui altra palla giocata male, questa volta da Militello, la lascia scorrere sul fondo Vitellaro, intanto pronta una mossa, almeno così sembra, sulla panchina della TF. Vuole parlarci su ancora qualche secondo mister Abisso prima di procedere con la sostituzione. Bosco cerca di arrivare in qualche modo, il rimpallo lo favorisce. Fauci con la sterzata dopo l'aggancio, Fauci viene però rimontato, continua a lottare, forse commette fallo, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio anche perché l'Accademia è riconquistato. Qui Kulcasi in qualche modo dialoga con De Gregorio e avanza Kulcasi
La palla giocata in avanti con Sansone, fermato dall'intervento di Mercurio che non subisce fallo, allora riconquista solo per un attimo però l'Accademia, si lamenta da Leo, ma la palla ce l'ha ancora la squadra ospite con il servizio centrale di Bruno intercettato. Lo Cicero, palleggia Mercurio, sponda e poi può avanzare al piccolo trotto su Tera. Fauci ha cercato la sponda che sarebbe stata ottima per Spina, ma la palla ha colpito il suo volto. Poi ancora Fauci, non riesce alla giocata. Partita un po' difficile per Fauci perché comunque la sua squadra sta trovando risorse altrove. Lui sta cercando adesso di mettersi in partita. Qui con la palla ancora per Spina in posizione regolare, fermato dall'intervento di Militello. Chiede il fuorigioco Gagliardo con pochissimo successo. Intanto arriva il cambio. È uscito Rimini, man of the match per il momento. Con 2 assist nel primo tempo, un gol nel secondo, al suo posto maglia numero 16 per Gabriele Sorce. La seconda mossa di Abisso che ricordo ha già sostituito Cutugno con Spina. Intanto la rimessa con la difesa dell'Accademia che è riuscita a gestire, ma ancora la palla a disposizione dell'ATF con Vitellaro che non riesce a lanciare. Allora De Gregorio inseguito da Bosco che gli porta via il pallone col fallo. Punizione Accademia, protesta Bosco che qui ha rischiato anche l'ammonizione perché si è messo praticamente davanti alla palla e anche intercettato la battuta della punizione. Qui ancora Bosco con recupero palla per un attimo, poi perfeziona su Tera che lancia in avanti per Fauci, a campo Fauci inseguito da Militello, prova quantomeno a prenderla e a tenerla Fauci che va a puntare Militello, lo salta anche con un dribbling nonostante la trattenuta, poi lo scambio fuori gioco. Era fuori gioco sicuramente non di Fauci, ma Fauci è stato anticipato da un compagno, probabilmente qui la fretta. Era probabilmente in fuorigioco Sorce che ha effettivamente preso palla anticipando il suo compagno di squadra che era lanciato. Mercurio, colpo di testa di Militello, poi il controllo spalla alla porta di Daleo che è tornato a sinistra, sbaglia anche questo tocco, è un po' uscito dalla partita Daleo dopo quell'alterco con i compagni alla fine del primo tempo, dopo il duplice fischio. Evidentemente il gol realizzato dallo Cicero ha mandato in tilt l'Accademia dal punto di vista nervoso. Per fortuna il mister Cortis ha rimesso tutto a posto, però la squadra sembra anche un po' scollegata dal campo e lo si vede anche dalla mancanza di reazione che non si confada una squadra che ha iniziato questa giornata a -1 dalla vetta. Ma attenzione qui alla corsa sulla destra con la palla messa in mezzo, almeno tentativo di cross con la palla che finisce in calcio d'angolo. Qui la sgroppata tentata da Sutera, fermato in angolo. Cambio Accademia con l'ingresso in campo adesso sì di Malato, maglia numero 16. È già uscito da un'altra parte del campo Bruno, quindi già eseguito il cambio. Un quarto d'ora dalla fine, l'arbitro che deve naturalmente fischiare per la battuta del calcio d'angolo. Qui ci aveva provato con l'effetto sorpresa Sorce, anzi in realtà l'angolo sta battendo Spina, non Sorce. Fischia l'arbitro, la battuta di Spina, primo palo, Fauci prova ad arrivare, batti e ribatti, Fauci con la conclusione, ancora Fauci! E arriva, dopo tanti tentativi e dopo tanta lotta, anche il gol per il numero 9, che cala il poker per la TF, 4-1.
e dai, alla fine ci è riuscito Fauci, che ha detto ha avuto poche occasioni nel corso della partita. Sicuramente la lotta rientra nel suo DNA e lo si è visto in maniera lampante in questa azione. Mentre intanto c'è un cambio per l'ATF, c'è anche cambio assistente qua sotto per... Si cambia assistente da entrambe le parti, non c'era il cambio per l'ATF, evidentemente i giocatori sostituiti adesso consentono a chi deve entrare in campo di andarsi a scaldare, considerando anche il punteggio non escludo che ci sarà qualche girandola di cambi più da una parte che dall'altra, visto che ormai in casa Accademia c'è un solo cambio a disposizione, che è quello di Cadraui, essendo già entrati in ordine De Gregorio, Culcasi e Malato. Dall'altra parte più scelta anche eventualmente come secondo portiere per l'ATF, che però se vuole portare a casa questa partita deve ancora serrare i ranghi per un quarto d'ora. Bosco qui non riesce a controllare, però subentra ancora nell'azione un instancabile Aiello, il quale vede la corsa sulla destra con un'ottima visione di gioco, però la palla no, arriva sul pallone in qualche modo e la controlla Sorce con lo scarico. Fauci si travesse da Assisman questa volta, pallone che non arriva in area per Mercurio, aggancio così, recupera l'Accademia con l'avanzata di Culcasi. Sansone indietro su Militello che va a lanciare, controlla in qualche modo e poi addomestica la sfera anche con un dribbling. Vitellaro, Spina, vede il movimento di Bosco che gli porta via l'uomo, gli crea lo spazio per vie centrali. Ancora Spina col movimento dietro le spalle da parte di Fauci. Credo che fosse in posizione regolare, perché altrimenti il direttore di gara avrebbe, penso, fermato l'azione. Qui bella giocata tentata da Spina, al quale è mancato solo l'effettiva ricezione della sfera da parte del suo compagno. Mercurio con l'ennesima riconquista di questa partita. Bosco questa volta non aggancia e allora a buon gioco, con calma, Trombino che scambia con Gagliardo. Recupera palla Spina. Spina cerca di liberarsi, poi alla fine la palla la perde. La perde però anche Marrone. E allora Spina può affidarsi ai suoi compagni in difesa, in particolare a Vitellaro, poi lo Cicero per Mercurio. Fauci col controllo e la sponda per lo Cicero, il quale vede tutto largo, liberissimo su terra a destra, lo serve. Quello scambio Sorce-Mercurio chiude perché ha capito tutto con abbondante anticipo Trombino. Mentre intanto il direttore di gara che chiede ai giocatori dell'ATF di riprendere il gioco, per i cambi ci sarà tempo alla prossima interruzione. Recupero, palla però persa da parte di Aiello. L'attenzione perché c'è spazio, ma c'è anche l'errore da parte di Culcasi. Allora esce addirittura palla al piede dalla sua metà campo Guttadauro, che poi torna indietro diligentemente dopo aver servito lo Cicero. Conclusione! Palla che sibila vicino all'incrocio ad un passo dal golasso e dalla doppietta lo Cicero. Arriva ora il momento del doppio cambio per l'ATF, esce proprio Guttadauro per lasciare spazio a Mantioni. Cambio anche per Fauci che lascia il posto a Tinnirello. D'altra parte anche l'ingresso
dell'ultimo giocatore a disposizione, ovvero sia Khadraoui, è uscito con il numero 9 Sansone, quindi con ogni probabilità si va dritti così fino al triplice fischio, anche perché non c'è più movimento sulla panchina neanche dell'ATF quando mancano poco meno di 9 minuti alla fine. Intanto conquista fallo laterale ancora Spina, è entrato anche con una certa verve in campo. Mercurio cerca proprio Spina dall'altra parte. Spina all'1 contro 1 con Malato, passa dal centro, Mercurio anticipato proprio all'intervento di Khadraoui, addirittura palla che arriva dalle parti di Pizzo che non vuole cincischiare, la allontana più che può, trova lo Cicero che palleggia. Mercurio con il movimento da parte di Sorce non cercato. Ancora Mercurio coinvolge nell'azione rischiando un po' Aiello. Lo Cicero ancora per il numero 3. Palla allargata con l'anticipo che non riesce questa volta a Spina che però riconquista il pallone, prova a passare ancora dal centro, Bosco anticipato, poi esagera un po' su Tera, allora riconquista il pallone per un attimo De Gregorio. C'è l'inserimento, Kulcasi non riesce a tenere il pallone in campo. A metà campo? La rimessa per Aiello. Bosco col controllo. Prova a passare in mezzo a due, non ci riesce anche per l'ottimo intervento di Kulcasi. E allora D'Aleo, che è totalmente sparito dal campo nel secondo tempo, prova a riaccendersi adesso. Sponda per Kulcasi. Kulcasi molle e fermato. E allora riparte l'ATF con energia. Spina, fermato. D'Aleo, posizione regolare, prova ad andare. D'Aleo ingresso in area. D'Aleo incrocia la parata 2 volte. Bravissimo qui con il doppio intervento Pizzo. E come dicevo prima, si è riacceso D'Aleo e l'Accademia è tornata a creare, a costruire occasioni di una certa rilevanza e pericolosità. De Gregorio, fermato, senza fallo, anzi no, col fallo. Dai. Subito giocata su Kulcasi. Gagliardo. Ancora Gagliardo che prova a passare, tunnel ai danni di Aiello, poi tiene la palla in campo. Gagliardo con il cross direttamente però dalle parti di Pizzo, che sta scaldando i guantoni in questo finale di partita, naturalmente incolpevole sull'unico gol arrivato finora, quello di D'Aleo su calcio di rigore. Anzi, aveva intuito la traiettoria del numero 11 nero-verde senza però trovare l'impatto con la palla. In quello che di fatto è stato l'unico vero tiro fin qui arrivato in questi 75 minuti di gioco, è stato bravo anche sulla ribattuta più che sul primo tentativo. Intanto completa il giro di cambi l'ATF tra poco, intanto Sorce con la riconquista della sfera. Mercurio si gira con calma, torna indietro, poi qui la giocata col fallo ai danni di Tinnirello e cartellino giallo anche per Trombino. Completa i cambi la ATF, sta entrando il secondo portiere Casamento, sta entrando Sabella e sta entrando Abate, rispettivamente maglia 12, 14 e 17.
Esce naturalmente Pizzo, esce Aiello. C'è l'ultimo cambio, almeno sì, così sembra. Esce Mercurio che lascia la fascia a Cutugno. Allora, esauriti definitivamente i cambi. Per questi ultimi 3 minuti più recupero qui al Franco Monaco di Palermo, dove la TF è in vantaggio per 4-1 sulla Parma all'ottava giornata del campionato regionale allievi under 16. Intanto conclusione con la sfera che sorvola la traversa. Ha provato con questa punizione Spina, che il gol se lo vuole prendere a tutti i costi. Quindi e qui sul calcio di punizione sembrava quasi che l'avesse toccata e ricevuto, invece forse ha scheggiato la traversa. 2,5 più recupero. Da capire anche la fiscalità del direttore di gara nella concessione del recupero, perché la sensazione è che Casa Accademia si sia un po' staccata la spina già da un pezzo e che il gol del 4-1 firmato da Fauci abbia chiuso un po' i conti. Attenzione, elettricità. Tanto rosso, cartellino rosso, se ho visto bene, non riesco a vedere il numero del giocatore espulso, dovrebbe trattarsi di Sorce, maglia numero 16. Dunque chiude in 10 la TF, minuto e mezzo prima dell'80°. In ogni caso calcio di punizione per l'Accademia, peccato, brutto epilogo di questa partita. Con il cartellino rosso, piccole scaramucce, direttore di gara che ha espulso Sorce. Reo, almeno a detta di Marrone, di aver dato uno schiaffo proprio al numero 7, però meglio stigmatizzare qualunque cosa sia accaduta, anche perché io personalmente non mi sono accorto di nulla, essendo entrambi a terra. Torniamo in cronaca, ultimi 35 secondi prima dell'80°, 3 minuti di recupero già preannunciati dal direttore di gara, e allora tutto praticamente pronto per la fine di questa partita. TF che intanto continua ad attaccare con Bosco, con la palla che finisce fuori. Però attenzione a questo rilancio con l'uscita e calcio di punizione, fallo di Marrone che si becca il giallo dopo lo scontro con Casamento. Dicevo di questa vittoria per l'ATF, ormai possiamo dire maturata, vittoria che proietta l'ATF con gli stessi punti di Academy Corona e Città di Trapani a 15 punti, uno in meno dell'Alcamo che è terzo, e Accademia Trapani che rimane a quota 19 insieme al CUS Palermo che però domani deve giocare contro la Panormus in una partita che sulla carta potrebbe proprio favorire i Cussini. E occhio anche alle partite di domani, in particolare Cantera Ciaculli, Alcamo e Città di Trapani, Palermo Calcio Popolare, perché in base al risultato potrebbero consentire proprio alla squadra di Mister Abisso di scalare la classifica. Ma è tutto da valutare naturalmente. Intanto c'è rimessa
questi ultimi 2 minuti di gioco. Pallone allontanato da Abate, poi subentra l'azione Malato. Ora De Gregorio cerca la sponda, c'è forse un contatto con Pecorella che richiede. La battuta già della ripresa del gioco con l'avanzata di Cutugno, poi Bosco, poi prova la giocata senza successo Timirello, è comunque rimessa ultimi 70 secondi qui al Francolo Monaco, con l'Accademia che prova a riconquistare la palla. C'è forse una maglia trattenuta su Culcasi che avanza. Culcasi, ingresso in area, Culcasi tra le braccia, comodo di Casamento. Qui l'avanzata di Spina che sbaglia il tocco. E allora Malato, il pressing a suoi danni, anzi trattava di De Gregorio, poi la palla recuperata da Bosco e subito lancio a cercare Tinnirello intercettato, ma c'è l'avanzata con la palla messa in fallo laterale e per l'arbitro può bastare così. Vince, anzi stravince l'ATF che rifila 4 gol all'Accademia Trapani, risale la classifica con questo successo largo. Accademia che spreca l'opportunità di portarsi momentaneamente in testa alla classifica, in attesa naturalmente della sfida del CUS Palermo, ma intanto c'è da registrare questo rotondo successo, convincente successo della squadra di Mister Abisso, che dunque all'8ª giornata vince 4-1 contro l'Accademia Trapani e scala la classifica. Da Francesco Cammuca, dal Francolo Monaco di Palermo è tutto, e su queste immagini dei ragazzi dell'ATF che vanno a ringraziare i presenti per questa vittoria, l'appuntamento come di consueto è alla prossima.